Amici bellini, si devono spiegare Napoli-Verona, ce la devono spiegare. Provo a spiegarvela io, perché questa è un'altra Napoli-Verona che ha poi delle conseguenze probabilmente un po' diverse. Ma adesso cominciamo. Allora, una partita, insomma, noiosa, forse la più noiosa di questa stagione da parte del Napoli, o come partita proprio in generale. Benvenuto Ettore Giunta e tutti quelli nuovi che si sono iscritti durante la live di ieri. Voi siete a ieri, cioè nel senso voi siete già domani, io sono ancora oggi, quindi sono ancora bella impressa e ce la possiamo rivivere con gli screenshot, con le pagelle. E con un dato, insomma, dobbiamo analizzare perché il Napoli nelle ultime partite segna poco o nulla, e chi segna è Di Lorenzo e chi ci prova è Di Lorenzo. Questa poi è la cosa che più ci lascia un po' interdetti. Quindi il dato, quello degli XG, è tosto, perché il Napoli crea meno fondamentalmente del Verona, e questo è assurdo, perché il Verona che ha messo il pullman, il Verona che si è messo lì a perdere tempo, a spezzare solamente il gioco, tutti in difesa, come c'era da aspettarsi, con qualche fallo sistematico. A proposito, l'arbitro si prende 4 perché poi ne parliamo, non si dà mai, ecco, se col Milan noi possiamo addirittura dire l'arbitro ha condizionato non solo questa partita ma anche quella di ritorno, qua io non dico che l'ha condizionata l'arbitro, però mi sono reso conto dopo, perché se andate a vedere la reaction io dico Ceccarini qua doveva avere il giallo, e mi sono reso conto dopo che Ceccarini era lo stesso che aveva avuto il giallo per la manata in faccia con le unghie a Politano, e quindi era espulso Ceccarini doveva essere espulso, e con un uomo in meno una squadra che gioca uomo contro uomo diventa un po' diversa la storia, però no, perché noi lo sottolineiamo come è giusto sottolinearlo ogni qualvolta che qualcosa non ci convince. Il Napoli è una squadra forte contro le squadre che si chiudono, se loro utilizzano qualsiasi mezzo per impedirti di giocare. La squadra che attacca deve avere l'arbitraggio giusto, non deve essere nemmeno tutelata, deve avere l'arbitraggio giusto, e anche questa volta non è successo. Lo sottolineiamo, ma sottolineiamo le nostre mancanze in primis. Andiamo a vedere prima gli screenshot, prima di fare le pagelle. Questa situazione è il gol che arriva, che però viene giustamente annullato. Qui purtroppo nel momento in cui Politano sta tirando, e qua c'è un uomo a terra che credo sia Juan Jesus, poi c'è Elmas che sta tentando di rientrare, e qua c'è Oliveira che purtroppo è un po' lento, non reagisce subito, non capisce che intorno e dietro di lui non ci sono più avversari, e quindi qua se tu sparisci dalla circolazione, se tu ti disinteressi, magari quel rimpallo avveniva lo stesso e sarebbe stato autogol regolare e ce l'avrebbe dato. Invece lui interviene e quindi diventa attivo, e quindi non possiamo mai sapere, e quindi è giusto annullarlo. Quindi questa è un pochino la macchia, secondo me, la prestazione di Oliveira, che pure ci aveva provato con qualche colpo di testa, però non è andata benissimo. Per il secondo screenshot dobbiamo addirittura già andare nel secondo tempo, al 55esimo, dove Anghissà, che ho visto anche mobile. Io se poi devo arrivare alle pagelle, io cercando di ricordare un pochino la partita, tutti hanno fatto qualcosina. È difficile parlare di gravi insufficienze, però ci si arriva alle insufficienze perché poi tutto quel qualcosina che hai fatto non si è mai sommato in qualcosa di importante che ha svoltato la partita. In questo caso Anghissà riesce finalmente ad arrivare, dopo qualche dribbling, qualche resistenza agli attacchi degli avversari, riesce ad arrivare al cross, fa un cross molto morbido, qui c'è Raspadori, ma l'unico a riempire l'area e a crederci fino alla fine è Di Lorenzo, che si mette lì almeno a dare una mano, perché Raspadori da solo lì che cosa deve fare, e quindi almeno con Di Lorenzo al centro il cross arriva, Elmas resta qui, Lozano resta qui, Oliveira ovviamente resta qui, e quindi Di Lorenzo riuscirà a staccare di testa, la palla uscirà lenta di poco, e anche qui niente da fare.
Per il terzo screenshot, quando entrano poi Lobotka, Kvara, Osimhen, insomma si comincia a vedere un pochino il Napoli con gli automatismi, si comincia a rivedere, quindi questa è una cosa positiva se dobbiamo guardare al futuro, perché non voglio che i tifosi o che i giocatori stessi poi abbiano delle ansie per quanto riguarda il campionato. La Champions ce la giocheremo alla morte, è una partita secca, se va bene, se non va bene non fa niente, onestamente è un peccato ma non fa niente. Per quanto riguarda il campionato non ci facciamo prendere dal panico, perché questo poi, per fortuna, questo significa aver avuto la forza di mettere quel gap, no? Mentre le altre scivolavano tu continuavi a fare il risultato, e adesso un pareggio con il Verona, che è comunque un risultato negativo, ti fa sentire meno, ti dovrebbe far sentire meno in ansia, e quindi i risultati devono tornare. Non è che ti puoi smettere di giocare e perderle tutte da qui alla fine, ma questo non può avvenire, perché vediamo che quando entrano quelli là che hanno fatto questa cavalcata si rivedono gli automatismi, e questa azione del Napoli tra l'altro è bellissima. Tutti scambi di prima, si parte da Anghissà, Lobotka, poi Zielinski, la palla arriva a Osimhen, qui Osimhen di prima fa un bel movimento Anghissà, vedete che Anghissà fa un movimento del genere e arriva poi in fondo, e Osimhen cerca di servire Anghissà di prima, il pallone non è precisissimo, è un po' lento, viene respinto da un difensore, o forse anche proprio da Tamese, non lo so, del Verona. E lì, se Osimhen non è precisissimo in questa rifinitura, poi dopo è fulmineo nel capire che la palla gli sta tornando, e questo tiro al volo di destro precisissimo, preso forse troppo bene. Se lo prendi male, il portiere un po' fuori dai pali, può essere pure che fai con la traversa, sta ancora tremando, sarebbe caduto lo stadio, si sarebbe parlato, adesso è tornato Osimhen, guardate quanto è decisivo, adesso tremate, e invece no, purtroppo non sarebbe. Però si potrebbe anche andare oltre il risultato, oltre la sfortuna di questa traversa, e di dire lo stesso tremate. Ecco, noi dobbiamo sperare che Osimhen sia tornato, che abbiano fatto questo percorso di riavvicinamento al campo fatto bene, che quindi sia al 100%. Non so se può giocare tutti i 90 minuti, però il dubbio è proprio quello: farlo cominciare dall'inizio, far metterlo subito nella mischia, oppure giocartelo un po' più là. Io penso, non lo so, ve lo dico poi più là. E poi la tragedia sfiorata, quando il Napoli si riversa tutto in attacco. Mi ero segnato il nome di questo qua che era entrato pure da pochissimo, non lo riesco a recuperare, non merita una menzione secondo me, o la merita in positivo per quanto ci riguarda. Sottolineiamo la generosità di Lobotka, di Zedatka. Qui parte anche Zielinski, Kim continuerà la corsa, però anche Juan Jesus prova a rientrare, ma viene bloccato, c'è proprio un blocco tipo basket, quindi Juan Jesus si deve fermare, Zielinski si arrenderà, mentre continuerà Kim, Zedatka e Lobotka ci arriva alla fine a disturbare un pochino almeno il fiato sul collo, e poi per fortuna, perché sarebbe stata una tragedia sportiva perdere anche con il Verona, almeno un punticino lo fai, muovi la classifica e non hai quella cosa, hai perso col Verona, che sarebbe proprio tremendo. Esatto, per completezza facciamo vedere proprio come Meret era rimasto a metà, e fa pure bene probabilmente a rimanere lì, perché poi questo tiro finirà ben fuori, e sottolineiamo che Lobotka la corsa finale l'ha fatta, quindi quel po' di partita saltata probabilmente ha fatto anche bene la freschezza, e ce lo aspettiamo in grande forma contro il Milan. Questa azione però nasce dove? Vediamola, perché è importante. Da una palla persa da Kvara, e qua dobbiamo parlare di spalla a spalla. Qua non c'è fallo, Kvara andrà pure a protestare, si prenderà anche un giallo, quindi va bene quella cosa, voglio vincere, un po' di proteste, quel po' di cazzime, di cattiveria che chiediamo ai nostri giocatori, la stessa che abbiamo visto negli occhi di Osimhen quando l'arbitro fischia mentre Zielinski sta facendo probabilmente l'ultimo cross. Quindi giocatori che volevano vincerla questa partita, la testa al Milan, poi ci si pensa domani, ma volevano vincere questa qui. E qua, se noi siamo quelli che abbiamo detto il fallo su Kvara da parte di Tonali c'era ed era netto e non avrebbe portato poi alla prima ammonizione di Anghissà, qua diciamo con onestà, e spero che l'onestà venga riconosciuta da tutti e dagli altri tifosi, qua non c'è nessun fallo e Kvara si deve alzare e deve cercare di recuperarlo il pallone, invece di cercare sempre lo sguardo dell'arbitro. Qua è una questione di caratteristiche, di maturità, devi crescere, devi capire quando effettivamente
hai il diritto di protestare oppure no, e in questo caso veramente no. Con un Amrabat tattico siamo qui a vedere quelli che sono alla fine gli XG creati in generale dal Napoli con relativi gol. Ovviamente sappiamo che Osimhen ha 21 gol, Kvicha Kvaratskhelia ha 12 gol con 10 assist. Questo è solo il campionato, non pensiamo alla Champions. Il terzo marcatore è Elmas con 6 gol, sapevatelo che era Elmas con 6 gol. E poi abbiamo Lozano e Politano con 3, Zielinski con 3, Simeone con 3, Zambò con 2 gol, Di Lorenzo con 2, Minge Rachmani con 2 e poi ci sono quelli a un gol, per esempio Raspadori. Quello che deve far riflettere è che per esempio Osimhen, ecco perché manca Osimhen, non perché il Napoli dipende da lui e quindi senza di lui non segniamo, può segnare Kva, può segnare Elmas. Il problema è che Osimhen di solito, guardate, quello che crea, quello segna. Cioè lui crea un XG complessivo di 20.64 e arriva a 21 gol. Vuol dire che c'è una media abbastanza logica. Deve fare un paio di tiri da 0,50 per creare un gol e poi lo fa. E questa è una media logica. Kvicha per esempio segna più i gol difficili. Vedete che lui crea gol fattibili per 7.48 e invece arriva a farne 12, quindi segna i gol difficili, i gol facili non arriva proprio nemmeno a creare. Idem si dica per Elmas, che segna più gol difficili di quelli che crea, mentre quello che è il dato che sta venendo un pochino meno è quello della fascia destra. Lozano e Politano hanno creato più di quello che poi hanno sviluppato e hanno risolto. Cioè tu crei e non riesci a segnare. Questo è il dato negativo che vedete con i numeri in rosso. E poi i gol di Zielinski sono bene o male quelli che si merita, quelli di Simeone sono importanti, non erano gol scontati, e poi cresce quello che è il dato di Di Lorenzo, che è uno che ci prova, non sempre riesce a farlo, ma ultimamente è proprio l'unico che ci sta dando un po' di continuità sotto questo punto di vista. Le pagelle, lo so, qua si può discutere, voi mi potete dire la vostra. Meret 6, la parata la fa su Lasagna, onestamente, anche una facile su Verdi, però quella su Lasagna ci sta, una bella parata. Potrei anche dare 6,5, ma mi risulta difficile. Do 6,5 a Di Lorenzo perché è l'unico che anche oggi mi è sembrato andare un pochino oltre quello che era la media dei compagni. Di Lorenzo così. Dopodiché non voglio dare un'insufficienza a Kim, che mi è sembrato comunque mettercela tutta, anche con scorribande personali, quando vedeva che non c'era movimento da parte dei compagni. Juan Jesus, anche lì io gli do 6, ha fatto una partita diligente, mancato quella velocità. Spalletti ci ha detto anche qualcosa di importante, ha detto il giro palla non deve essere poi troppo veloce, deve essere costante, non deve essere troppo lento, non deve essere troppo veloce, perché altrimenti poi veloce può diventare frenetico. Abbiamo visto però un totale della manovra del Napoli un po' più macchinoso, meno fluido, e quindi si è arrivato meno a... Se fai 0,33 vuol dire che non hai costruito niente. Ad Olivera abbasso a 5,5 perché se fossi sparito da quella traiettoria probabilmente con un autogol la svangavi e la partita poteva cambiare. Anche Demme, Anghissà, Elmas sì, hanno fatto quel qualcosina, poi non è che me la voglio prendere con Demme, però do un 5,5 generale a tutti e tre, perché poi da lì si deve sviluppare bene, devono arrivare i palloni importanti, giocabili a Lozano, Politano e Raspadori. Non sono arrivati tanti palloni a questi qua, però nella mia logica delle pagelle la difesa si è comportata abbastanza bene, quindi un 6 generale, mezzo voto in più a Di Lorenzo, mezzo voto in meno a Olivera. Il centrocampo si sono arrabattati, hanno creato qualcosina, però l'attacco per me Politano 5, Lozano 5 e Raspadori 5, per motivazioni diverse. Uno non sta in forma, l'altro sulla sinistra è sembrato ancora un pochino più impacciato, Politano qualcosina la fa, però poi non si arriva quasi mai al tiro e ci aspettiamo molto di più da questi giocatori, che a un certo punto sono chiamati ad incidere anche quando non ci sono Kvara e Osimhen, perché poi si diventa poi troppo dipendenti da quell'unica coppia e non può essere. Quelli che sono entrati ovviamente invece molto meglio, perché lo stesso Kvara già aveva creato qualcosina, però gliela tiriamo l'orecchia
gliela teniamo l'orecchia con quel pallone perso. Lobbo già aveva creato più geometrie. Osimhen, ira di Dio che crea il panico subito. Zielinski mi è sembrato molto vivace. Lo stesso Zedad che con pochi minuti ha procurato, credo, un cartellino giallo per gli avversari. Insomma, avversari che hanno fatto la perdita di tempo che ci aspettavamo, e non c'è dubbio. Mi fa piacere che Spalletti lo abbia anche sottolineato, e questa è la storia. È chiaro che adesso tutti stiamo pensando a come affrontare il Milan, ne abbiamo già parlato in live e credo che la formazione sia quasi scontata. Io non voglio fare il funerale al Napoli prima ancora di vederla questa partita. Possiamo anche attaccarci alla speranza del ritorno del nostro centravanti, che è quello che poi mette nel panico le difese. Milan non ha avuto la fortuna di affrontare Osimhen come si deve, questo va detto. Vediamo se vanno un pochino in difficoltà. Lo dico così. Lo dico per darci anche un po' di forza, un po' di speranza. È dura senza chissà, è dura senza Kim, si farà di necessità virtù. Certo è che se guardiamo, poi ci pensiamo alla Champions, perché mancano un paio di giorni, ci sarà subito conferenza, e quindi non vi preoccupate, siamo sul pezzo. Però una riflessione sul campionato va fatta, perché il Milan che ne cambia 10 stecca col Bologna, l'Inter che non è che abbia fatto un turnover esagerato e arrivava anche con la forza di chi poi deve andare a fare un ritorno con 2 gol di vantaggio, con il Benfica perde con il Monza, una cosa incredibile. Quindi non riescono nemmeno ad approfittare del passo falso del Milan, è una cosa incredibile. Se ti guardi in giro per l'Europa, lo stesso Benfica che ha steccato di nuovo. Insomma, quando si arriva poi ai momenti decisivi della stagione, dove si accavallano le partite importanti e si accavallano con quelle europee, e si vede lì chi ha poi lo spessore della rosa, chi può permettersi di fare un po' di cambio, un po' di turnover senza poi soffrire, senza perdere l'identità di gioco, e chi ha dato tutto e che magari è un pochino stanco in questo momento. Ecco che si benedice il vantaggio che ha il Napoli in campionato, che non ci deve far venire ansie, e poi la Champions, ragazzi, quello che sarà. Godiamocela, ecco, almeno ce la possiamo godere con uno stadio ritrovato. Gobbia per noi, segna la rete, spero in cori un pochino più entusiastici, un pochino più ritmati, ma tanto è questo è il nostro stadio, questi sono i nostri tifosi, ce li abbracciamo tutti, speriamo in grandi coreografie, speriamo di mettergli un pochino di paura, e perché no, giochiamocela con la freschezza dei giovanotti. Da New York, Valerio Frido è tutto, ci siamo fatti 5 minuti di ma proprio un minuto di collera, direi nemmeno più di tanto. Andiamoci a vedere le altre partite di oggi, che possono essere interessanti, ma ci interessano veramente o no? Questa poi è la domanda. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.